Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Monta la protesta delle marinerie, mobilitazione al porto di Sciacca per ribadire il dissenso sul piano europeo che prevede una forte limitazione della pesca a strascico entro il 2030. Colpo alla rete di Messina Denaro, confermati in Cassazione gli arresti per 5 boss del mandamento di Poggioreale e Salaparuta. L'inchiesta era partita nel 2017 durante le indagini sulla latitanza del capomafia di Castelvetrano. 9 percettori su 10 risultati irregolari ai controlli. In occasione del 249esimo anniversario della Guardia di Finanza parla a Sicilia 24 il comandante provinciale di Catania, Antonio Raimondo. Nel mirino anche le truffe sui bonus edilizi e il traffico di droga. Palermo aumenta la tassa di soggiorno da 1 a 5 euro in base alla tipologia alberghiera. Una stangata per i turisti, ma una boccata d'ossigeno per i comuni. Non mancano le polemiche sull'utilizzo degli incassi. L'Isola Bella a Taormina riapre al pubblico. Sono durati 3 anni i lavori di manutenzione straordinaria nella darsena danneggiata dalle mareggiate. Immediato l'assalto dei turisti provenienti da tutto il mondo. Fan in visibilio per Vasco Rossi nel primo dei 2 live allo Stadio Barbera. File interminabili ai botteghini per il ritorno del rocker a Palermo dopo 18 anni. Questa sera si replica e sarà ancora sold out. Calcio, tra una settimana l'apertura della sessione estiva di calciomercato. Il Catania al lavoro sotto traccia per consegnare all'allenatore Tabbiani un organico già completo per l'inizio del ritiro di Zafferana. Ancora ben trovati da Sicilia 24, mobilitazioni nei porti italiani promosse da associazioni e sindacati del settore della pesca. È accaduto anche in Sicilia, dove le marinerie protestano contro l'Unione Europea che mira a ridurre fortemente la pesca a strascico. Questa mattina siamo stati al porto di Sciacca. Davide Sardo. Anche dalla Sicilia, da Mazzara del Vallo, Porticello e Sciacca nell'Agrigentino, dove siamo stati questa mattina, parte il messaggio di protesta contro l'action plan della Commissione Pesca dell'Unione Europea che mira ad eliminare la pesca a strascico già regolamentata, ponendo nuove pesantissime limitazioni basate su dati scientifici non aggiornati e accurati. Sit-in al porto saccense con le associazioni e sindacati di settore a fianco di tutti gli operatori, lavoratori e imprese della pesca in pericolo per le nuove norme da Bruxelles. Noi speriamo di sensibilizzare l'Europa. Oggi ci sono presidi in tutte le marinerie d'Italia, quindi si stanno mobilitando per la prima volta assieme sia le organizzazioni sindacali che le organizzazioni datoriali, perché tutti assieme abbiamo capito che si sta distruggendo un settore importante e quindi pensiamo di incidere su delle scelte che ci penalizzano fortemente. Se fanno morire qua la pesca italiana, ma non è in questo tratto di mare non viene nessuno, i tunisini, gli algerini, tutti qua vengono a pescare, a noi ci tolgono il mestiere per le mani e l'attività se la vanno a prendere naturalmente chi non appartiene delle nostre zone. Lo smantellamento della pesca a strascico causerebbe, peraltro, sottolineo le varie sigle sindacali, un aumento delle importazioni da paesi in cui la pesca non rispetta la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. Arresti nella terra di Messina Denaro. In manette sono infatti finiti 5 affiliati alla famiglia di Poggioreale e Salaparuta, 3 sono in carcere, 2 ai domiciliari. In manette anche il capomafia Felice Milazzo. Sentiamo Laura Spanò. L'indagine, nome in codice Lima, era scattata nel 2017, una di quelle attività portate avanti dai carabinieri e dal ROS per fare terra bruciata attorno all'allora latitante Matteo Messina Denaro e ai suoi fiancheggiatori. Sotto esame la famiglia mafiosa di Poggioreale e Salaparuta nella Valle del Belice, clan di cui fanno parte i 5 indagati accusati a vario titolo di associazione mafiose e arrestati ieri. In carcere sono finiti Felice Milazzo, 76 anni, considerato il capomafia, Mariano e Salvatore Ipari di 54 e 28 anni.
Arresti domiciliari per altri 2 componenti della famiglia, gli anziani Erasmo Milazzo, 80 anni, e Salvatore Lipari, di 82. La famiglia mafiosa di Poggioreale Salaparuta fa parte del mandamento di Castelvetrano. Nel corso di quell'attività erano emersi i contatti con altri boss di Trapani e Palermo e la disponibilità di armi da parte degli indagati e che per gli investigatori dovevano servire per commettere delitti. A suo tempo il GIP però rigettò l'ordinanza di custodia cautelare, poi il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto il ricorso della Procura e ieri la Cassazione ha confermato l'ordinanza del Tribunale del Riesame nei confronti dei 5. Capo indiscusso Don Fifì Milazzo, finito in carcere, era lui che organizzava e impartiva le direttive del clan, coordinava le riunioni, assicurando anche il collegamento con le altre famiglie mafiose del territorio della provincia di Trapani e della Sicilia occidentale, ma soprattutto il controllo del territorio e le attività illecite esercitate dall'individuazione dei responsabili di atti illeciti come il furto di galline, il danneggiamento di un vigneto, la risoluzione di controversie insorte tra privati. Insomma, era quello che nei paesi del Trapanese viene definito intiso, gente della vecchia mafia, molto rispettata e temuta. Don Fifì era coadiuvato dal fratello Erasmo e da Salvatore Lipari e dai figli di quest'ultimo, Mariano e Vito. Le figure di Felice ed Erasmo Milazzo, entrambi già condannati per 416 bis, erano emersi a partire dal 28 dicembre 2017 grazie ad una serie di intercettazioni che avevano acclarato il recupero da parte loro della posizione rivestita all'interno dell'organizzazione criminale anche dopo l'esecuzione della condanna. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania, Ognina, per furto in appartamento. Ad incastrarlo le telecamere dei sistemi di sorveglianza visionate dopo la denuncia di un 29enne che aveva segnalato il furto nella sua abitazione. Nella circostanza il ragazzo ha fornito le registrazioni che state appunto vedendo del suo impianto di videosorveglianza che ha immortalato l'autore del reato, che aveva sottratto un computer e un telefono cellulare. Dopo la convalida l'uomo è stato posto ai domiciliari. Reati contro la pubblica amministrazione, bonus edilizio nel mirino della Guardia di Finanza, che pubblica il suo report annuale. Tra i percettori del reddito di cittadinanza pensate che 9 su 10 a Catania sono risultati irregolari. Tonino De Mana ha sentito per noi il generale Antonio Raimondo, comandante provinciale di Catania. Reati contro la pubblica amministrazione, una tendenza che è in aumento a Catania. Numeri significativi in materia di reati contro la pubblica amministrazione, ma non solo. La materia della spesa pubblica è stata oggetto anche di importanti e significativi risultati anche in materia di reddito di cittadinanza. Se pensiamo che su circa 600 controlli 9 su 10 sono risultati regolari, con indebite corresponsioni di redditi per 7,7 milioni di euro, ci rendiamo conto dell'entità delle attività illecite sul settore della spesa pubblica, che rappresentano in questo momento storico un momento chiaramente molto delicato e molto significativo. Guardia di Finanza in prima linea anche per quanto riguarda il bonus edilizio, le truffe sul bonus edilizio. Sì, anche lì il nostro presidio di legalità di contrasto è partito già da tempo su un'attività di analisi di rischio avvalendosi delle banche dati di cui il Corpo dispone. E su questo punto mi preme sottolineare come l'utilizzo dell'informatica operativa consenta, ad esempio, con semplici interrogazioni, di poter avere in tempo reale una risposta su circa 120 banche dati contemporanee. Quindi le attività di analisi di rischio, effettivamente incrociando i dati, ci consentono di muoverci sui profili fiscali e sui profili più illeciti in maniera quanto più selettiva e chirurgica, quindi attività di controllo consistenti e numerose anche quest'anno, ma svolte in maniera selettiva e mirata sui soggetti che presentano maggiori allerte di rischio. E poi c'è il grande classico della droga, ingenti sequestri che avete fatto. Sì, quest'anno ahimè i sequestri sono stati piuttosto consistenti, l'ultimo di qualche mese fa, come abbiamo potuto notare proprio al largo delle coste catanesi, quasi 2 tonnellate di cocaina che galleggiavano in attesa di essere evidentemente recuperate. È una tendenza che chiaramente induce tante riflessioni.
Non dovrebbero esserci dispersi, anche se la certezza si avrà solo nelle prossime ore. Nell'ultimo naufragio avvenuto nella mattina di martedì scorso a largo delle coste di Lampedusa. E quanto emerge dal racconto dei 4 superstiti salvati questa mattina da un'altra imbarcazione con 43 migranti in viaggio verso le Pelagie. Intanto sono saliti a 10 per un totale di 343 persone gli approdi nell'isola da mezzanotte. L'hotspot, gestito dalla Croce Rossa italiana, potrebbe ospitare poco meno di 400 migranti, ma rimane perennemente sovraffollato, nonostante la prefettura di Agrigento continui a fare trasferire fra i 400 e i 500 profughi al giorno. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, a tra poco con altri servizi. Seconda parte di Sicilia 24, a Palermo aumentata la tassa di soggiorno per i turisti, un'imposta incassata nelle località più gettonate che deve essere reimpiegata per migliorare i servizi di accoglienza, ma non sempre accade così. Lorena Dolci. Per i bilanci di molti comuni è una bella boccata di ossigeno, per i turisti è la stangatina extra che non ti aspetti. A livello nazionale gli incassi della tassa di soggiorno continuano a crescere, 678 milioni con un più 9,5%. Per legge i proventi servono a finanziare proprio i servizi offerti ai visitatori, dai trasporti al verde alla manutenzione dei beni monumentali. In Sicilia sono 291 i comuni considerati turistici e autorizzati a incassare l'imposta. A Palermo, non senza polemiche, il Consiglio Comunale ha approvato da poco gli aumenti. Si andrà da €1 per gli alberghi a 1 stella fino a €5 per i 5 stelle. Secondo le previsioni, il gettito dell'imposta dovrebbe quasi raddoppiare, passando dai 3,8 milioni dell'anno scorso agli oltre 6 del 2024, una scelta con ricadute sul territorio. I servizi destinati alle attività turistiche non sono altro che gli stessi servizi di cui fruiscono ogni giorno i cittadini. A Catania i turisti pagano da 2 a 5 euro per l'unica struttura lusso della città, senza distinzione di stagione. L'anno scorso l'incasso è stato pari a circa 3 milioni e 400 mila euro, con una proiezione per il 2023 vicina a 3 milioni. Somme in un comune in dissesto, utilizzate ad esempio per il restauro della Fontana dell'Elefante in Piazza Duomo e prima ancora per la Galleria della Pescheria e per l'illuminazione artistica delle chiese, ma anche per gli eventi del Summerfest, i concerti di Capodanno e per la festa di Sant'Agata. Mentre alle Isole Eolie si paga un solo ticket di sbarco pari a 5 euro, a Taormina, altra capitale del turismo, gli importi non sono cambiati negli ultimi anni, da 3,50 a 5 euro per un 5 stelle, ma la polemica riguarda l'utilizzo. Dall'introduzione del gennaio 2013 tutto quello che è stato incassato a Taormina, e negli anni buoni erano anche 3 milioni e mezzo di euro all'anno, non sono mai stati destinati all'impiego per il quale, allo scopo per il quale questa tassa di scopo prevedeva di impegnarli. Quindi, fin quando non riusciremo a modificare questa impostazione, noi di Taormina saremo contrari a qualsiasi aumento. Altro tema sono le case vacanza, sempre più diffuse, che potranno essere intercettate grazie al CIR, il codice identificativo regionale. Ha reso, possibile la normalizzazione, fatemi dire, di tutta una serie di strutture che quindi oggi saranno inserite nel circuito, ufficiale e corretto, del mondo turistico, e anche a queste chiaramente verrà chiesta, l'applicazione della tassa di soggiorno per i loro utenti. Si vanno normalizzando i collegamenti marittimi a mezzo navi traghetto con le Eolie dopo la concessione della facoltà d'uso a Caronten Tourist e Isole Minori per le 6 unità poste sotto sequestro lunedì scorso dalla Guardia di Finanza. Oggi la compagnia messinese effettuerà 4 collegamenti, mettendo in linea l'isola di Stromboli e l'isola di Vulcano con 2 delle navi sequestrate. L'altra nave impiegata sarà la Paolo Veronesi, che effettuerà 2 corse, la prima da Milazzo per Panarea e Stromboli, trasportando infiammabili e altre merci pericolose, la seconda serale sempre da Milazzo per Vulcano, Lipari e Santa Marina Salina. Da domani saranno ripristinate tutte le linee come da itinerari e orari in vigore.
e torna a splendere l'isola bella di Taormina dopo diversi lavori di manutenzione straordinaria che sono durate, pensate, ben 3 anni. Questa mattina, la prima giornata dopo la riapertura, numerosi turisti provenienti da tutto il mondo. È andata per noi Simona Mazzone. Torna alla luce l'isola bella a Taormina dopo 3 anni di lavori straordinari e €500.000 di spesa, lavori straordinari che si sono aggiunti ai lavori ordinari. Oltretutto notevoli danni erano emersi a causa dell'alluvione dello scorso febbraio e intanto sono stati ripristinati nuovi ambienti e messi in sicurezza alcuni massi. I lavori di manutenzione del sito di interesse storico, culturale e naturalistico gestito dal Parco Archeologico Naxos Taormina e diretto da Gabriella Tigano hanno riguardato sia gli esterni con i giardini e la parte rocciosa che gli interni dentro la storica Villa Bosurgi. Attraverso questa porta segreta, vedete, basta spingerla, si accede in un altro sito dove troviamo uno degli ambienti che sono stati appena restaurati. Questa è la zona notte della villa dove la famiglia Bosurgi, ex proprietaria di questa casa, veniva a trascorrere qualche giorno e lo vedete da questo telaio di un letto che probabilmente appunto utilizzavano. Tra gli interventi anche quello che ha riguardato la storica Darsena in cui approdavano le barche. È stato uno dei lavori più importanti che abbiamo voluto realizzare perché è una cosa molto particolare questa dell'accesso via mare che garantiva ai Bosurgi di entrare direttamente, diciamo, all'interno di questo gioiello che è l'isola bella dal mare. L'isola bella è uno dei simboli più rappresentativi della Sicilia, raggiunto ogni anno da numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo. It's beautiful. It's very bad. Qual è la parte che più vi è piaciuta? La casa? Solo là. È buonissima, sì. Da dove venite? Australia. Sydney, Australia, sì. E adesso la musica, il grande spettacolo di Vasco Rossi al Barbera di Palermo. Abbiamo seguito in una sorta di countdown giorno dopo giorno l'attesa, un po' come i fan del rocker emiliano, che davvero mostra di essere senza tempo per il pubblico che sa raccogliere, un pubblico trasversale. E il primo dei 2 sold out allo stadio appunto Barbera di Palermo ve lo raccontiamo così. Questa sera siamo qui per portare un po' di gioia a questa terra straordinaria, tutta la Sicilia e soprattutto a questo paese fantastico. Viva Palermo! Un tripudio tra musica, divertimento e festa. Vasco Rossi fa ballare Palermo. Nel primo dei 2 concerti che il rocker di Zocca ha tenuto allo stadio Barbera, tutto è andato per come doveva andare, ovvero con la gente in visibilio per i brani di Vasco. Con Dillo alla Luna alle 21:20 è cominciato il concerto appunto di Vasco Rossi a 18 anni dal suo ultimo live a Palermo. Lo stadio Renzo Barbera era stracolmo, dal Prato alla curva nord, alla gradinata e alla tribuna. Ressa e file interminabili per accedere allo stadio, ma per Vasco Rossi questo è altro, dicono i fan in attesa. Io che non ho mai fatto i concerti, quando hanno detto Vasco viene a Palermo, non c'era cosa migliore che iniziare l'avventura dei concerti. Vi auguro almeno una volta nella vita di essere presente a un concerto di Vasco. Vasco Rossi number 1. Viva Vasco Rossi! Siamo qui per te da Bergamo! Vasco, sentiamo! Giovani e meno giovani, tutti a cantare e a ballare i brani di Vasco Rossi, che questa sera concederà il bis, altro sold out al Barbera. Non poteva che andare così. Insomma, tutti questi politici del cazzo, cosa raccontano?
Adesso ci occupiamo della nostra programmazione, sfide pericolose sui social da parte di giovanissimi. Dopo il telegiornale Sicilia 24 Focus parlerà oggi proprio del fenomeno della challenge, la morte di una ragazzina di 10 anni a Palermo, a Roma l'incidente di Casalpalocco, costato la vita a un bimbo di 5 anni, insomma tanti gli episodi e si teme una escalation. Ma cosa spinge alcuni giovani ad essere così sprezzanti del pericolo e cosa è possibile fare per evitare altre vittime? Ospiti oggi di Adelaide Barbagallo saranno Alfredo Petralia, docente, scrittore e animatore digitale, Davide Bennato, docente all'Università di Catania di Sociologia dei media digitali e Federica Ragusa, psicologa. Le vostre domande potranno giungere al 342 74 55 005, il tutto come dicevamo in diretta su Telecolor e poi in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo ancora, una pausa tra poco. Ci occupiamo del Catania in chiusura di telegiornale, una settimana all'apertura della sessione estiva di calciomercato e il Catania, tornato tra i professionisti, lavora sotto traccia per consegnare a Tabbiani una rosa già completa per l'inizio del ritiro. Sentiamo Angelo Gagliano. -7 al calciomercato d'estate. Per quella data il Catania conta di poter già depositare i primi contratti ed è per questo motivo che il direttore sportivo rosso-azzurro Antonello Laneri lavora senza sosta, agenda fitta di impegni, la sua ma anche quella di Vincenzo Grella. La rosa della scorsa stagione sarà rivoluzionata con una quindicina di innesti che interesseranno tutti i reparti. Tra Tabbiani, ancora in vacanza, e la dirigenza etnea c'è un confronto continuo. L'obiettivo è completare la rosa prima dell'inizio del ritiro precampionato. Nonostante le liste di trasferimento siano ancora chiuse, i nomi accostati al Catania sono tanti, su tutti quelli di Patierno e Caturano, entrambi in doppia cifra lo scorso campionato. Il primo autore di 19 gol con la maglia della Virtus Francavilla, il secondo a segno 17 volte con il Potenza. Su entrambi però avrebbe messo gli occhi il direttore sportivo dell'Avellino Giorgio Perinetti. Il Catania comunque non ha alcuna intenzione di partecipare ad un'eventuale asta. La dirigenza etnea, così come è accaduto la scorsa stagione, punta su giocatori motivati e pronti ad abbracciare la causa rossa azzurra ed è forse per questo motivo che avrebbe sondato anche alcuni ex che hanno lasciato un buon ricordo, tra loro il trequartista Alessio Cuccio, ma l'elenco di nomi sull'agenda del DS Laneri è lungo. Come detto, arriveranno rinforzi in ogni reparto, ma ci sarà spazio anche per delle conferme, Castellini e Chiarella su tutti. L'estate è lunga, così come il calciomercato. Intanto la Lega Pro nei giorni scorsi ha fissato le date per la prossima stagione. Si parte domenica 27 agosto e si andrà avanti fino al 28 aprile del prossimo anno, con 3 turni infrasettimanali ancora da determinare. Il campionato si fermerà come sempre per le festività di fine anno. Domenica 5 maggio scatteranno invece i play-off, mentre i play-out si giocheranno l'11 e il 18 maggio. La stagione del Catania comincerà, lo ricordiamo, il 24 luglio a Zafferana, dove i rossazzurri resteranno in ritiro fino a metà agosto. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, grazie per aver scelto il nostro telegiornale. Vi lascio tra poco con Sicilia 24 Focus insieme ad Adelaide Barbagallo e vi ricordo che l'informazione su Telecolor tornerà alle 19.